Ciao a tutti, sono Ernestina dalla Corte Lucio e benvenuti a una nuova puntata di Ernestina dalla fine del mondo, eccellenze dolomitiche. Oggi abbiamo una puntata speciale perché ho due ospiti molto speciali dall'Argentina. Siamo qui oggi con Mariano Gazzola e Mattias Muzzolon. Vengono dall'Argentina, sono discendenti di Veneti. Oggi approfitteremo di questa intervista per conoscerli un po' di più. Mariano, benvenuto. Ciao Mattias, benvenuto. Tu vieni da Cordova e tu vieni da Rosario, due province bellissime dell'Argentina. Siete qua con una di Buenos Aires, ma tutta l'Argentina è bella. Ma quello che abbiamo in comune è che siamo discendenti di Veneti. Mariano, puoi per favore brevemente presentarti per i nostri ascoltatori che ci seguono in tutto il mondo su Radio AVM, Voce delle Dolomiti? Da dove vieni tu? Io, come hai detto tu, vengo da Rosario, che sono nato a Rosario, e mio papà era nato a Treviso, a Asolo, tra Asolo e Riese Pio X. Sono uno di quei pochi di prima generazione della mia età, per un fatto occasionale, diciamo così. Niente, sono più che contento di essere a Belluno. Ero da 30 anni che non venivo a Belluno e oggi qui nella sede della Bellunesi nel mondo, nella sede della radio ABM. Ecco, grazie Mariano. Mattias, raccontaci un po' di te per i nostri ascoltatori. Bene, io personalmente sono nato a Hernando, Cordova, ma i miei genitori sono discendenti da Colonia Veneta, Verona, e il mio bisnonno si chiamava Augusto Muzzolon e lei è stata in Argentina al principio del 1900 più o meno, è arrivato proprio a Buenos Aires come tutti e dopo è andato a Cordova e ha lavorato in Hernando, Tancaccia, nella zona del centro di Cordova agropecuaria. Ecco, bene, molto interessante. Tanti dei nostri migranti veneti in generale, non solo bellunesi, veronesi, trevigiani, ma andavano tanto in quella parte, no? Anche la famosa Pampa Gringa, quella parte argentina così brava, fertile, fatta anche crescere dagli italiani. Tu, Mariano, sei il consigliere del CGIE, anche un rappresentante dei veneti in Argentina. Sei qua a Belluno per cosa? Turismo? Vieni a visitare? Io sono venuto al comitato di presidenza del Consiglio Generale di Italiani all'Estero a Roma che abbiamo tenuto la settimana scorsa e poi ho approfittato perché domenica c'era la giornata dei Veneti nel mondo dopo la realizzazione della consulta. Poi certo ho parenti, ho ancora i miei parenti, i miei zii, i miei cugini stretti lì tra Spineda e Asolo e Villa d'Asolo. Quando posso venire vengo e poi ho accompagnato a Mattias a visitare altri amici, a visitare anche altri colleghi di questa passione che è l'associazionismo, così che ecco, tu che da anni sei un lavoratore, un collaboratore, no? Per difendere quella identità, quella cultura veneta in Argentina, no? In quello già da anni che ci conosciamo, quindi com'è per te quel tornare in Veneto? È come tornare a casa? Sì, certo, tornare a casa. Io ho avuto la fortuna per questo mio ruolo di rappresentanza di venire spesso negli ultimi 20 anni, anche prima, quando facevo parte dell'associazione veneta, della federazione Cava, ancora continuo a far parte, no? Però in altri ruoli. Sì, è tornare a casa, cioè io lo dico sempre quando finiscono i nostri lavori a Roma e i colleghi mi domandano ora cosa fai, io dico vengo in casa, vengo al Veneto, vengo da me, sì, per me sì, è parte della mia casa. Certo. La tua identità, parte di te, certo. E tu, Mattias, sei il consultore argentino nella consulta dei Veneti nel mondo, che a poco è finita. Com'è andata quella esperienza per te? Questa è la seconda esperienza in presenza, è cominciata mercoledì 26, siamo arrivati a Vicenza e dopo per 3 giorni siamo lavorato insieme a tutti i consultori dal mondo. È stata una consulta un po' strana, veramente. Noi aspettiamo che la regione continui facendo cose per noi, sviluppando più progetti. E qua con Mariano stiamo facendo una buona squadra, lavorando insieme per i nostri progetti. Abbiamo 2 progetti molto importanti che sarebbe il lavoro delle radici, anche stiamo collegando con te un po' sul turismo delle radici. Speriamo. Sì, penso che per noi, per l'Argentina, è stata una buona consulta, dal senso che tutto quello che ci abbiamo proposto l'abbiamo fatto e anche in questi 2 giorni abbiamo
fatto tanti chilometri per il Veneto, da Vicenza fino a Belluno. Penso che ritorniamo all'Argentina con tante cose da fare. Io sto contento per questo lavoro insieme a Mariano. Bene, aspettiamo di 2024 essere in presenza, questo è molto importante per noi, anche per la regione, per i veneti, di rafforzare questo legame in presenza, di farlo non solo nel 2024, sino in avanti, e per quello bisogniamo che la regione continui dando questo supporto per noi. Ma sono certa che hai fatto un bel lavoro. Io mi ricordo quando abbiamo l'anno scorso, 2022, condiviso, io come rappresentante dei giovani argentini nel meeting e tu come consultore, abbiamo anche fatto un bel team di squadra. Speriamo possano continuare queste buone notizie, queste buone sorprese, anche che tutto possa essere il meglio per i veneti nel mondo, e anche con il turismo delle radici, che è sempre da bellunesi nel mondo. Visto che siamo qui su Radio VM, abbiamo sempre puntato a quella parte, perché pensiamo, anche come voi, no, dall'Argentina, anche io quando ero in Argentina, che è importante andare a trovare le nostre comunità all'estero, perché sono un pezzo dell'Italia, no? Guardate quanto bello è che noi tre argentini discendenti di veneti siamo qua in Veneto, ma a comunicare quelle comunità che sono là con quelle che sono qua, per non far perdere questo legame importante, anche con le storie di immigrazione che noi raccontiamo sempre qui su Radio BM, dove vogliamo mantenere vivo quella parte. Anche ti voglio chiedere a te, Mattias, quello che ho chiesto a Mariano: cosa rappresenta per te tornare in Veneto quando vieni qua? Tante cose, dalla sangue, il cuore, la testa, la intelligenza. È una cosa che si sente tanto, non è tanto facile descriverla, però anche sono come a casa. È un po' strano perché sono nato nell'Argentina, la mia terra è l'Argentina, però la mia sangue è di qua e io cammino per le strade, guardo gli alberi, guardo le persone, parlo. Non so, è un po' strano spiegare, però la sensazione è tanto bella, perché questo mi dà forza per fare tanto di più per i veneti, per gli argentini, e anche come in questi giorni stiamo facendo, i veneti all'estero abbiamo tanto da dare al Veneto qua. È una sensazione di essere argentino, però anche sentire tanto al Veneto. Sì, ti capisco, lo condivido. È un po' strano, può forse solo dirlo chi lo vive, no? Perché uno è un po' di qua e un po' di là, no? Uno qua si sente italiano, veneto, no? Sappiamo che non siamo nati qui, ma abbiamo quella voglia di essere uniti che forse altre persone forse non ce l'hanno. E parlando di progetti, ci puoi raccontare brevemente alcuni dei progetti che avete presentato in questo Consulte Meeting, che ti ricordi? So che sono tanti, no? Ma... Sì, per fortuna nell'Argentina lavoriamo tanto, anche tanto insieme a tutte le associazioni. Associazione, non mi voglio dimenticare di nessuna, però Rosario, Mariano qua come parte della sua associazione, anche del CAVA. Scusa, spieghiamo ai nostri ascoltatori che CAVA è Comitato di Associazione Veneta in Argentina, che è anche la federazione, diciamo, delle associazioni venete in Argentina. Forse non tutti i nostri ascoltatori lo sanno, ma continua. Sì, grazie. Bene, continuiamo avanti con il Tour Veneto nell'Argentina, dove noi vogliamo ripatriare, per dire di alguna maniera, ai veneti all'Argentina, per conoscano quello che i veneti hanno fatto là. Anche un progetto su un cuoco veneto, che l'anno prossimo magari andrò in Argentina per fare un corso di cucina veneta. Ma questi 2 anche 4 giorni stiamo lavorando tanto per questi 2 principali progetti del turismo delle radici, che è un progetto dall'Italia che si farà una diffusione della terra veneta e anche italiana per italiani all'estero, e anche noi da un anno a questa parte stiamo facendo un progetto sul lavoro delle radici anche, dove, come ho detto prima, vogliamo che i veneti che hanno voglia di lavorare, anche di fare cose bene per il Veneto, vengano qua. È giusto in questo momento nel Veneto si bisogna tanto lavoro, e siamo, per essere un po' breve, scusami, siamo andati a 4-5 municipi, Pieve del Grappa, qua stesso a Sedico, Alleghe, non so Mariano, Valdoviadene. Abbiamo parlato con i sindaci per avere informazioni anche quali sono le offerte di lavoro qua, e anche quali sono i punti importanti per sviluppare in Argentina,
Bene, penso che insieme abbiamo fatto almeno un buon lavoro, dopo vedremo i risultati. Questi sono i nostri progetti. Ma complimenti, bravi, e sì, vi auguro veramente di poter trovare la strada, perché c'è tanta volontà, c'è tante conoscenze a volte, ma abbiamo bisogno anche di aiuti, dell'aiuto anche di tutte le persone che devono coinvolgere. Tu, Mariano, forse quello che avete discusso dal GGE, qualche spinta sul turismo delle radici, avete lavorato a qualche progetto o avete supportato qualche progetto? Sì, no, lì al Consiglio generale il nostro ruolo è un ruolo più che altro di consulenza con il governo, con il Parlamento, con il Ministero, di rappresentanza della comunità. Certo, il tema del turismo delle radici è una cosa che a noi interessa tanto, e poi ci sono gli altri temi generali, cioè dalla promozione e la diffusione della cultura italiana all'estero a quello dei servizi consolari, che è forse il problema più sentito oggi in Sud America e soprattutto in Argentina, così che ci siamo confrontati col Ministero, col governo per dare il nostro contributo sulle possibili soluzioni. Siamo in attesa di un riscontro positivo, cioè abbiamo avuto, a dire verità, abbiamo avuto una sensazione positiva, perché siamo stati ascoltati da tutte le forze politiche, sia di maggioranza sia di opposizione, perché sembrerebbe che finalmente anche su questo punto dei servizi consolari qualcosa incomincia a muoversi, no? Speriamo, perché sì, anche sempre i nostri ascoltatori che ci contattano, anche l'associazione, con tanti problemi, disagi per la questione dei turni, per non so, rinnovare il passaporto, il riconoscimento, e so che forse tanti consolati fanno quel che possono, perché alla fine sono poi impiegati che devono seguire delle regole, ma speriamo pronto, no, si possano risolvere, perché veramente si sente, voi lo capite tantissimo in prima pelle. Sì, Mattia, vuoi aggiungere qualcosa? Mi ricordo che una cosa importante che voglio dire è che questo progetto del lavoro delle radici lo ha preso Elena Donassan, che è l'assessore del lavoro per la regione. Ha preso questo progetto come un progetto importante per svilupparlo. Siamo in contatto attraverso noi come consultori, anche Mariano come parte della commissione, come parte del CCE, per andare avanti. Lei ha parlato su diversi giornali di questo che noi lo facciamo da un anno più o meno. Anche voglio dire che abbiamo una base di dati da 70 persone, dove abbiamo lavorato in commissione tutti insieme. Siamo molto contenti per questo risultato, che Elena Donassan ha preso questo progetto, lo ha portato avanti per svilupparlo in giorno dopo, e aspettiamo avere più risultato di questo. Almeno è il primo passo importante per fare quello che segue. Ma stupendo, complimenti, speriamo anche poter dare una mano con quel che noi sappiamo, con quello che noi abbiamo, perché sarebbe importante almeno offrire la possibilità a tanti dei oriundi veneti di poter venire qua in terra veneta, di poter sviluppare, forse fare un periodo, una stagione. Anche noi abbiamo lavorato su un progetto con i medici, ma anche con degli infermieri, che stiamo cercando di dare l'opportunità almeno di fare un'esperienza qui. Magari restano, non sappiamo, ma speriamo sì, perché sono tutti gli argentini in generale sempre entusiasti, non solo quelli discendenti veneti, di venire qui in Italia per poter almeno fare questa bella esperienza. Marina, volevi aggiungere qualcosa? O? No, niente, un saluto. No, sì, quello ora continuiamo. Prima voglio chiedere, Mattias, sì, è la prima volta per te a Belluno. Dimmi, un poco che sei riuscito a vedere, ti è piaciuto? Come definisci Belluno? Lo definisco come una città dove la natura cobra tanta importanza, perché appena sono arrivato ho visto le Dolomiti là in su, sì, il cielo, anche organizzata come la vostra associazione. È bella, con una biblioteca tanto grande dove Mariano ha letto un paio di... Sì, raccontiamo ai nostri ascoltatori che avevamo fatto un giro per questa bellissima sede di Bellunesi nel mondo, anche la biblioteca Dino Buzzati. Ci sono tanti libri dedicati all'emigrazione in Argentina, tipo Bellunesi e Veneti in Argentina, ma anche in Brasile. Ma quella argentina come la valutate? Ricca, brava, ottima? Sì. Molto attrezzata, cioè ci sono
i volumi più importanti della storia della nostra migrazione. È un lavoro che si fa e voglio ringraziare per quello anche Marco Crepaz, il nostro direttore, Simone Tormen, Giulia, Patrizia, tutte le persone che hanno sempre collaborato, anche il comitato di biblioteca, che fanno davvero un lavoro incredibile nell'organizzare, nel tenere bene e anche andare a cercare quei volumi un po' persi, un po' nascosti, questi tesori della cultura che parlano dell'emigrazione veneta e di quanto deve essere custodito quel patrimonio, quella ricchezza culturale e storica che anche noi nel nostro umile vogliamo anche condividere con queste interviste anche qui a Radio BM, un altro progetto dell'Associazione Bellunesi nel mondo. Beh ragazzi, so che avete un'agenda piena di eventi, quindi non voglio trattenervi di più, voglio chiedervi un saluto per i bellunesi veneti nel mondo, italiani nel mondo che ci sentono. Mariano, iniziamo da te. Bene, sì, un saluto a tutti, prima a tutti quelli che seguono la radio, ma anche a tutti i veneti, tutti i bellunesi di ogni canton del mondo. Mi è piaciuta quella là. Mattia, regalaci un saluto. Bene, stando qua a Belluno, primo saluto a tutti i bellunesi dell'Argentina, perché qua siamo un po' con la nostra sangue rappresentando a tutti voi, a tutti loro. E anche saluto tutti i veneti dell'Argentina, tutti i veneti del mondo. Anche ti ringrazio a te Ernestina per fare questa diffusione, sempre sei tanto impegnata in fare questo. È molto importante di dire, di mostrare, allora io sto ringraziato per poter fare questo. Bene, stiamo bene, però andremo meglio. Ecco, possiamo, certamente c'è spazio sempre per migliorare. Se volete, anche se non so, un bellunese nel mondo, un bellunese qua a Belluno ci sta guardando, quale città dell'Argentina devono visitare? Mariano, dimmi la tua. Che non sia quella di residenza. Che non sia Rosario. Se no è Rosario e Córdoba. Quella sfida. Beh, dammi 3 città che devono visitare. Rosario. Un bellunese deve, Rosario assolutamente. Buenos Aires non può mancare, direi Córdoba, però come la dirà, come la dice Mattia, un bellunese non può andare a Bariloche, certo, che è una delle città in cui più presenza bellunesa. Ma assolutamente, sei stato perfetto con la risposta. Mattias, devi darmi città diverse, tipo non Rosario, non Buenos Aires, non Bariloche. Dimmi belle da visitare, anche che se non abbiano niente a che vedere con Belluno e Veneto. Va bene, la mia Córdoba, devo dirla, perché come diceva Mariano prima, è una bella città, anche io la amo. Però con questo Mariano ha detto Bariloche, coincido con lui, anche Mendoza, perché questo di Los Andes e le Dolomite, per guardare le montagne più alte deve andare alla Concagua precisamente. Bravo. E un'altra può essere, sono tante in Argentina, ma non mi sono i guai. Mi regalo una di più. Ma dai, sì. Salta e anche Ushuaia. La fine del mondo, come Ernestina dalla fine del mondo, che abbiamo anche fatto un po' onore a quello, anche le parole di Papa Francesco, un famoso italo argentino che penso lo conoscete, l'avete mai sentito nominare, il nostro italo argentino famoso. Beh, invitiamo allora ai bellunesi nel mondo che ci stanno sentendo, non solo quelli a Belluno, di visitare la nostra bellissima Argentina, terra di emigrazione, anche veneta, certamente, per poter scoprire questi posti bellissimi. E quando il Paseo Veneto sia pronto, certamente ci ricontattiamo, così facciamo l'invito ufficiale a tutti a conoscerlo, a scoprire. Anche ragazzi, se avete delle altre iniziative culturali veneti, sapete che i nostri microfoni sono sempre aperti. Mariano, Mattias, grazie mille, grazie per anche darmi questo spazio in questa giornata di viaggio, ma anche di festa, di ritrovarsi con amici. Approfittiamo a salutare anche i nostri ascoltatori. La nostra puntata oggi finisce qua. Ricordate che se volete rivedere tutte le nostre puntate, non dimenticate di cercarmi sulle reti sociali dell'Associazione Bellunesi nel mondo, ma anche le mie personali di Facebook e Instagram, con il mio nome Ernestina Dalla Corteluccio, ma anche sul mio canale YouTube Migranti TV. Ci vediamo settimana prossima. Intanto vi salutiamo da qui, da Radio BM, da Belluno, e ricordate che, come dice il nostro motto, vicini e lontani, mai soli. Salutiamo ragazzi, ciao! Abbraccio! Ciao ciao! Ringraziamo Ignazio Dalla Corteluccio per la musica e il montaggio e Patrizia Lucio alla regia.